Buonasera amici di Roblox, da Udino Baggio, benvenuti al Palatezze di Arzignano, dove Iabre e compagni inseguono la quinta vittoria consecutiva. Ad attenderli la marca Futsal, quarta in classifica, che rincorre proprio la formazione di Luciano. Con Castrati, Iabre a tempo per girarsi, mandare dall'altra parte Iabre dentro da Castrati che non ci arriva. Castrati, di lui Fraccaro, che poggia Iabre dentro da Zuccon che si gira e calcia. Matteus, Iabre si avvicina, c'è il blocco su di lui. Zuccon servito, Zuccon si coordina alla perfezione. Grandissimo gesto tecnico con la volée di Gianluca Zuccon. Si sblocca la sfida al Garbuio in mezzo, inciampa sul pallone e quindi riparte la formazione biancorossa di casa. Tumiati allarga per Matteus. Matteus umana su di lui, si dimentica del pallone. Matteus serve a Leonardo Tumiati. Bresolin con il tuffo lungo a cercare Garbuio, sbaglia. De Cristoforo 2 contro 1. De Cristoforo lo salta dentro ancora. Spera che arriva tra i piedi del numero 12 Marzotto. Vicino a Matteus, Marzotto va lungo, perfetto per Castrati che in semiro. Castrati, carico per Iabre, Zuccon, taglio di Castrati, lo segue Torresan ma non tiene il passo, se ne va a Castrati, Castrati può appoggiare a De Cristoforo, Castrati da solo, ruleta, altezza a cercare Iabre, Fraccaro interviene con il petto, il possesso resta comunque bianco-rosso, Castrati ha spazio per concludere, Bresolini e poi sul rinvio di Zandonà. Un convinto e determinato Ciro De Cristoforo è nel posto giusto al momento giusto. Arriva il gol del 2-0 Arzignano. Indovinate un po'? Proprio loro, le strepitose mix card di Roblox. Per rivedere le vostre azioni preferite trovate tutto come sempre nel link in descrizione. Anche Marzotto cerca e trova Castrati! L'arbitro si ferma, poi assegna il gol e quindi il tocco decisivo la sfiora probabilmente il numero 15 Castrati. Il gol che poi passa sotto le gambe del numero 1 Bresolini. Ferragi, Fraccaro, di lui Tumiati. Skill di Fraccaro, lo brucia, poi va col destro insidioso. Con l'esterno per Tumiati che lavora con il fisico su Fraccaro. La serve ancora a Zuccon, poi con il tacco gli restituisce il pallone. Ancora Zuccon! Ingestibile Zuccon! Doppietta anche oggi, infermabile, implacabile il numero. Dietro da capitano maglia 14 Iabre che cerca Zuccon anticipato ma non trattiene Fraccaro, quindi ancora Arzignano, una finta, ne mette fuori uno, poi vince anche il rimpallo. Zuccon va col destro, Matteus sulla respinta. Cristoforo, c'era lui anche Zuccon. De Cristoforo che finta su Torresan, se ne va, poi manda in volata Zuccon dentro da Iabre che apre il piattone. Matteus che guarda Castrati fuori area, la palla però è dentro di prima al volo due volte De Cristoforo. Lungo Marzotto, sempre con questa soluzione, l'aggancia e poi traversa linea, non è gol, si sa con il 2 contro 1, il tocco d'esterno, interviene Zuccon e salva questa situazione. Poi sempre Zuccon tenta un dribbling di troppo, Fraccaro, Garbuio capitalizza la chance, il capitano della formazione di Montebelluna fa 4-1. Matteus, Iabre si abbassa, De Cristoforo si crea e lo serve De Cristoforo, lo spazio per Matteus su Bresolin due volte. Cosa ha sbagliato? Fraccaro, destra da Erragi che accentra, Garbuio ci prova subito. Magnatti, il taglio di Zuccon, che palla di numero 5, Zuccon l'appoggio, De Cristoforo, un'uscita di Matteus, Zuccon, giocano sullo stretto i giocatori dell'Arzignano, Zuccon ci prova Bresolini, Torresan cerca e sbaglia, quindi Matteus può andare, Matteus una finta, Matteus con il mancino al limite dell'area, Bottega prolunga questo pallone ma Zuccon al volo a piedi uniti, serve Castrati, memoria va di nuovo dal numero 10 che può andare, Zuccon! Basta, ho finito gli aggettivi, non so più cosa dire. Terza tripletta di fila di Zuccon che non saprà più dove mettere i palloni a casa probabilmente. Punta e va verso la porta, numero 17 Garbuio, doppio passo, poi la lascia Erragi, Erragi una finta, mette a sedere l'avversario, Erragi in mezzo dentro e Garbuio incredibile. Erragi, caro, di prima, tunnel, Garbuio non trova il tempo, Erragi apre a destra, dentro da Garbuio, non c'è fallo, De Cristoforo con la punta, doppietta di De Cristoforo, dilaga Caro. Va dentro, Matteus intercetta, poi apre il destro, fuori dallo specchio. E ancora una volta l'Arzignano prende in mano il joystick e gioca concentrato, seduto, con la schiena in avanti, mai rilassato, sempre attento e porta a casa, tra le mura di casa, un'altra grande vittoria.